Primavera a tinte fosche, torna il maltempo e torna con piogge intense. Scatta lo stato di attenzione. La Protezione Civile del Veneto avverte che c'è una criticità idrogeologica e idraulica che durerà fino alle 2 del pomeriggio di venerdì 17 maggio. Le previsioni meteo di ARPAV indicano forti temporali in pianura. Oggi a Vicenza un albero è caduto in Viale Mazzini, un altro in Via Laghi e sono stati subito rimossi dai vigili del fuoco. A Poiana sono stati segnalati alcuni scantinati allagati, su cui sono intervenuti tempestivamente i pompieri. A Sant'Orso, in via dei Tretti, altri 2 alberi sono stati sradicati probabilmente dalle forti piogge. Sono caduti lungo la strada, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri, arrivati da Schio, hanno tagliato le 2 piante e liberato la sede stradale. Domani le precipitazioni, dopo un'attenuazione in mattinata, dovrebbero riprendere nel pomeriggio. Piogge intense possibili tra prealpi e pianura. Viene dunque confermata l'allerta gialla per criticità idrogeologica, per temporali in tutti i bacini del Veneto. Possibile un innalzamento dei livelli dei fiumi e della rete idrografica secondaria. Viene anche indicato un pericolo frane. Anche oggi, come ieri, il bollettino della Regione del Veneto ci dà in uno stato di attenzione proprio perché stiamo vedendo come il tempo purtroppo sta peggiorando, però fondamentalmente in questo momento non siamo ancora neanche nello stato di preallarme e stiamo tenendo monitorata quella situazione meteo per capire appunto se nelle prossime ore o nella giornata di giovedì potrebbe esserci qualche difficoltà. Insomma, ancora non è finita, il maltempo è tornato per una primavera con poco sole e molte piogge.